rientra Caronia, occhio perché guarda la porta, rientra ancora Caronia, alto dribbling fino in fondo, poi va il cross per Strasberger, deviazione decisiva, ancora il pallone e poi la Vardera prova, rimbattuto poi Sanseverino, due conclusioni murate, quella del Partinico Dace, rincorsa lunga di la Vardera, ha già fischiato il diretto di gara, parte la Vardera, forse la tocca chi mentre il calcio d'angolo, aveva calciato a meraviglia il numero 8 nero-verde, la fa passare, bene per Strasberger, anche lui troppo solo, prova la conclusione! Strasberger sull'assist di Caronia, ci pensa l'11 con una conclusione bellissima, sotto la traversa, la prima firma del Partinico Dace in questa stagione, la firma, l'appena arrivato, Strasberger 1-0, col compasso questo pallone. Per Toto Maltese che scarica su Caronia, che va a puntare Gambino, cross sul secondo palo, diventa un tiro, chi mette male il Rosone, la schiaccia e la salva probabilmente sulla linea. Che i contatti in aria, se prima erano tutti a ridosso dell'area, adesso sono tutti uno sopra l'altro, palla verso il Rosone di testa, sul fondo Chimento può lasciare scorrere la sfera, chi può minare comunque, palla corta su Di Mercurio, che stoppa e gioca ancora su Caronia, che può ingaggiare uno contro uno, va al cross, secondo palo! Verso Martignetti che svetta su tutti, anche D'Amico, che poi non va da quella parte, ma cerca di imbucare precisa per Pentacoste. Poi Cermiglia! Con la prima vera occasione della partita per il Montelepre, palla fuori. Occhio su tutti a D'Amico, palla verso di lui! E prova a girare in porta. È difficile da lì, pallone alto. Alves in mezzo a cercare il movimento di Linder. Gambino, rimessa tesa, palla dentro di Cerviglia per la girata, da parte di Velardi, con un colpo clamoroso, ha pareggiato il Montelepre all'improvviso al 66, Cozzo centravanti, 1-1 sul cross di Cermiglia, l'invenzione, l'acrobazia di Velardi. Ancora a disposizione, non c'è fallo qui di riballo, allora occhio al break per i neroverdi, la palla di Sanseverino per Caronia, che va a puntare Linder, Caronia con destro a giro, Chimento si distende sulla sinistra e respinge. Di Mercurio esce al blocco, trova Maltese con un po' di campo esterno dentro a cercare Caronia che taglia, è più veloce di Perricone! In qualche secondo l'appuntamento del gol, la prima firma nero-verde per Angelo Caronia, dopo l'assist arriva anche la prima firma Dace. Un piede delizioso, tutti su del Montelepre, rimane dietro solo Gambino, palla mancia di Gabriele Alves dentro la di rigore, l'ha toccata Linner sul secondo palo. Va Alves dalla bandiera, palla verso Pentacoste e poi colpo di testa, Perricone sinistro, smorzato o facile per Polizzi. Va a lottare con Lindner e gioca bene il suo primo pallone, ancora Alfano, prova a incunearsi, in mezzo a due, passa ancora Alfano, fuori palo, Alfano ha fatto tutto benissimo, porta a casa un calcio d'angolo, che presentazione in campo, pone ancora su Alfano, sta arrivando Ribaldo, Alfano 1 contro 1 che diventano 2, 3, ancora Alfano tutto lui, con lo scarico, Strasberger, Chimento si allunga, palla ancora buona, Maltese col cross, Alfano, lungo, allontana Perricone, su Frusci, D'Amico con un intervento, ricacci in Montelepre, ma non c'è più tempo, è finita. Alfavazza ha vinto il Partinico Dace che si porta a casa l'andata dei 16esimi di Coppa Eccellenza